Siamo qui con Valterino Baldin del Comitato Civico di Sant'Anna. Si sta formando una nuova giunta comunale. Quali sono le vostre aspettative? Molte sono le aspettative che noi attendiamo. Una principalmente è quella che abbiamo già chiesto in campagna elettorale al sindaco, è di dare alle frazioni, e quindi anche noi qui di Sant'Anna, un assessore che risolva almeno i problemi, che tenti di ascoltarci e di risolvere i problemi delle nostre frazioni. Prima avevamo il sindaco che si interessava delle frazioni, però il sindaco è una persona che è molto berata da impegni, pertanto abbiamo chiesto che ci sia un assessore ad hoc per le nostre dimostranze, per le nostre richieste. Questo il nuovo sindaco ce l'ha promesso e quindi attendiamo veramente dei risultati in questo senso. Ci può elencare alcuni dei problemi di Sant'Anna che devono essere risolti? Noi abbiamo un motto che ci distingue dal nostro comitato, che dice chiaramente: il nemico non è colui che ci toglie tutto, ma chi piano piano ci abitua a non avere nulla. Ecco, noi nelle frazioni non dico di avere nulla, ma abbiamo veramente poco. Abbiamo grossi problemi di trasporto, abbiamo grossi problemi di vivibilità, abbiamo poca sicurezza nel nostro territorio. Quindi noi cosa ci aspettiamo da questa nuova amministrazione? Ci aspettiamo più un controllo del territorio, ci aspettiamo che ci siano più interesse nelle nostre richieste, perché noi qui a Sant'Anna siamo veramente un po' isolati. Dico un po' proprio per non dire isolati solamente, perché a Sant'Anna non abbiamo alcun servizio. Noi chiediamo cosa? Chiediamo che adesso, con questo periodo dove arriveranno parecchi soldi a Chioggia, pensino anche alle nostre frazioni, e perché con la tecnologia che abbiamo adesso potremmo avere completamente tutte le funzioni dell'amministrazione comunale anche a portata di mano, computer qua a Sant'Anna. Vogliamo, e questo lo chiediamo al nuovo sindaco, che il territorio sia più sicuro, quindi abbiamo richiesto parecchie volte la presenza dei vigili, del controllo del territorio, del rispetto delle regole. Abbiamo le strade strette, piccole, eppure con segnaletica anche che dice chiaramente divieto di sosta dalle 0 alle 24, e nonostante tutto le auto parcheggiano impedendo il normale traffico. Abbiamo le strade che per arrivare in Romea diventa proprio a senso unico alternato causa le macchine. Abbiamo frazioni che manca ancora internet. Qua a Sant'Anna noi siamo ancora già fortunati perché da poco tempo è venuta la fibra. Ecco, però se noi ci allontaniamo qua di qualche metro, parlo di Cavanella ad esempio, lì non c'è ancora internet, e senza internet i nostri ragazzi non possono studiare, non possono fare tante cose, le ditte non possono lavorare, quindi ci sono grossissimi problemi. Qui a Sant'Anna, quando sono venuto a abitare io 30 anni più fa, c'era l'anagrafe, c'era l'ufficio dell'anagrafe decentrato del comune, c'era l'ambulatorio medico pediatrico, c'era una postazione dei vigili fissa. Qui a Sant'Anna oggi abbiamo perso completamente tutto e onestamente ci siamo abbandonati. La gente scappa via dalla nostra frazione, le nostre case diminuiscono di valore, e per cui siamo veramente, ma veramente stanchi. Il comitato con la scorsa amministrazione era stato riconosciuto ufficialmente. Il comitato, in quanto riconosciuto, potrebbe aver bisogno di una sede. Cosa ne pensa Valterino? Dopo anni di richieste, battaglie, siamo riusciti veramente a ottenere qualcosa che riteniamo importante. L'amministrazione precedente, negli ultimi mesi del suo mandato, ci ha approvato il riconoscimento dei comitati cittadini. Questo riconoscimento ci dà la possibilità di avere un dialogo più serio, più costruttivo con l'amministrazione. Avevamo chiesto, come avremmo diritto, di uno spazio per fare le nostre attività. Nonostante la scuola elementare di Sant'Anna era un posto ideale per tutte le associazioni eccetera, è stata assegnata solo e esclusivamente a un gruppo, e quindi noi siamo ancora completamente senza una sede per svolgere le nostre attività.
sono attività che noi riteniamo importanti per il paese, per la città. Basti pensare che noi avevamo intenzione di fare in uno spazio anche un'area, una sala aula di studio, per cui noi al nuovo sindaco chiediamo che si adoperi per dare un locale dove poter svolgere le nostre attività in piena armonia con tutti. Ecco.